Tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di giovedì 22 maggio. Vediamo le prime pagine della Trinità, Corriere, Stampa, Repubblica. Il Corriere apre con due questioni, in taglio alto: lo spread che diventa un caso politico, arriva fino a quota 200, poi cala, accuse a Grillo per i toni della campagna elettorale grillina. A proposito di spread, Napolitano, il paese ha bisogno di serenità. Intervista a Mario Monti, attenti a non sciupare il lavoro di 3 anni, dice Mario Monti al Corriere della Sera. La situazione attuale di tensione sui titoli di Stato è la spia di possibili difficoltà future capaci di attivare attacchi finanziari, dice l'ex premier senatore a vita. A centropagina invece si riapre il caso Biagi, omicidio per omissione, e l'accusa all'ex ministro Scajola che ignorò le richieste di Sacconi e Confindustria. Il racconto del segretario dell'ex ministro sul giuslavorista ucciso nel 2002. Si riapre l'inchiesta sulla revoca della scorta a Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002. L'ipotesi di reato formulata per ora contro ignoti è di omicidio per omissione. Il segretario dell'ex ministro al Corriere della Sera dice: Scajola ignorò le richieste di tutela per Biagi fatte da Sacconi e da Confindustria. Poi lo approfondiamo perché la questione mi riguarda anche personalmente, avendo scritto all'epoca un articolo dove si spiegava più in dettaglio per quale motivo Biagi non ebbe la scorta, o comunque quale fu uno dei motivi che pesarono parecchio nel non dare la scorta a Marco Biagi, solo che quella questione oggi è completamente ignorata. E la stessa Procura di Bologna, che archiviò l'indagine, pur sapendo quello che era accaduto, oggi la riapre nei confronti di Scajola, perlomeno con questa accusa di omicidio per omissione che, siamo pronti a scommettere, finirà nel nulla. Comunque, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, i redditi dei ministri, pubblicati i redditi dei ministri del governo Renzi. La titolare dello sviluppo economico Federica Guidi nel 2013 dichiara il maggior reddito imponibile 298.000 euro, il capo del governo Renzi con un reddito di 145.000 è al quinto posto, all'ultimo la ministra delle riforme Maria Elena Boschi 76.000 euro. Cifre ben superiori invece implica l'accordo da 400 miliardi di dollari sull'energia fra Russia e Cina. L'Europa voleva boicottare la Russia e Putin tranquillamente si rivolge alla Cina, che ha un mercato ancora superiore a quello europeo. I russi e i cinesi hanno firmato ieri un accordo da 400 miliardi sulla fornitura di gas siberiano a Pechino. I documenti sono stati siglati sotto lo sguardo dei presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin. Viene considerato un passaggio storico. La grande intesa energetica tra le due superpotenze prevede una durata di 30 anni. E il presidente della Commissione europea Barroso è ridotto a implorare Putin di non tagliar fuori l'Europa dalla fornitura di gas. Patetico, ridicolo. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la grande truffa dell'ex prof della Bocconi. Arrestato il professor Alberto Michalizzi, ha raggirato banche e società di mezzo mondo per $500 milioni, tutti a portargli i soldi, tutti gabbati, dalla banca Nomura a JP Morgan, dalla Pirelli alla Snam, dalle banche russe alle finanziarie statunitensi. Oltre $500 milioni è stato ingoiato da un fondo alle isole Cayman o da false fideiussioni di Alberto Michalizzi, all'epoca professore di finanza aziendale alla Bocconi, ora arrestato a Milano per associazione a delinquere e truffa. Una medaglia per lui, al contrario. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera fa discutere, ed è sollevato soprattutto da persone che hanno titolo a parlare, come il presidente della regione Lazio Zingaretti, regione indebitata da morire, che ha buttato soldi su soldi e fa le pulci al sindaco grillino di Pomezia per il dolce a pagamento, tra l'altro 40 centesimi. Nelle mense scolastiche menù differenziati in base al prezzo, il dolce soltanto ai bambini le cui famiglie possono spendere 40 centesimi al giorno in più. L'idea è del sindaco di Pomezia Fabio Fucci, 5 Stelle. Nella scuola i conti devono tornare, i piccoli italiani nel futuro saranno più vincenti ma più soli e più cupi, commenta invece Goffredo Buccini in prima pagina sul Corriere della Sera. Infine da Milano Maroni e Lupi difendono i tassisti. Ieri il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il presidente della regione Lombardia hanno detto la loro su Uber, la applicazione, la app che permette di
trovare auto a noleggio con conducente attraverso lo smartphone. È una società americana arrivata in Italia a marzo nel 2013. Offre servizi di auto di lusso tramite un'applicazione per gli smartphone, telefonini, in cui Google ha investito 258 milioni di dollari. Per i tassisti si tratta di un'impresa che aggira le leggi sul noleggio con conducente in vigore in Italia, perché invece di prendere le prenotazioni in garage e avere tariffe fisse, gira per la città e usa una specie di tassametro, che sono le due prerogative delle licenze taxi. Chiamata Uber X nel resto del mondo, Uber Pop è la versione low cost di Uber. Nei giorni scorsi in Italia è partita la campagna di lancio. Chiunque abbia la patente da almeno 3 anni e un veicolo immatricolato negli ultimi 6 può svolgere servizio di autotrasporto sotto corrispettivo in rimborsi e bonus. Lupi e Maroni dicono che è illegale. Qualunque cittadino salga su un'auto di Uber Pop sappia che è un esercizio abusivo e in quanto tale non garantisce sicurezza e incolumità all'utente, spiegano Lupi e Maroni. Illegale fare il taxi con la app, è la linea dura di Lupi e Maroni su Uber. Le auto non potranno cercare i clienti in giro per le città e ci saranno più controlli. Una stretta sulla società americana di noleggio, un muro contro la sua versione low cost. Sabato scorso 300 tassisti hanno bloccato una tavola rotonda, ora sciopero dei tassisti revocato. Dice il ministro Lupi: qualsiasi app eroghi un servizio pubblico non autorizzato compie un esercizio abusivo. Questi titoli di prima pagina del Corriere della Sera, con 2 commenti, quello di Antonio Polito sul quadro politico interno, come farsi male tanto da soli, e il giudizio di chi investe in Italia. Il ritorno dello spread. Cos'è, scrive Polito, un grande imbroglio, un nuovo complotto complice il capo dello Stato, con il quale entità straniere tentano di buttar giù anche Renzi dopo aver buttato giù Berlusconi nel 2011? Spiegazione più prosaica: ci stiamo facendo male da soli, stiamo esportando instabilità. Se gli italiani sono diventati in pochi mesi i più euroscettici d'Europa, è nel diritto degli italiani usare la scheda elettorale per le prossime europee per farlo sapere, e del resto accadrà anche in Francia e Gran Bretagna, ma non in Germania, scrive Polito. Quello che invece è anormale, perché non accade negli altri paesi, è che un tale risultato, cioè se vincono gli euroscettici alle prossime europee, e dai titoli della Trinità, Corriere, Stampa e Repubblica, par proprio di capire che sarà così anche in Italia, quello che è anormale è che un risultato del genere, cioè se vincono gli euroscettici come vengono definiti alle prossime europee, la anormalità, dice Polito, è che se vincono costoro salta il governo e il Parlamento, e questo è anormale perché non accade in altri paesi. Se dunque vincono gli euroscettici, salta il fragile equilibrio su cui si reggono governo e Parlamento italiani, togliendo valore e credibilità a tutti i nostri impegni e rendendoci debitori inaffidabili di nuovo. Questa situazione è colpa di Grillo, scrive Polito, perché Grillo sta appiccando incendi per prendere voti senza l'onere di proporre soluzioni, ma è anche colpa di chi doveva fronteggiare Grillo e invece l'ha inseguito. Da un'opposizione seria come quella che dice di incarnare Berlusconi e da un governo responsabile come quello che Renzi vuole rappresentare, ci si doveva aspettare un'agenda diversa, e precisamente l'indicazione di ciò che l'Italia farà e sarà in Europa dopo il voto, e qualche idea su come condividere la moneta con i tedeschi senza ridursi come i greci. Invece l'agenda l'ha fatta Grillo, da Dudu a Francantonio Genovese. Il resto d'Europa ha visto e ha preso nota. L'altro commento in prima pagina di Gianna Fregonara, consorte dell'ex premier Enrico Letta, sull'insano entusiasmo per i test cancellati alla Facoltà Universitaria di Medicina. La ministra Stefania Giannini ha inaugurato l'altro ieri la riforma via Facebook, abolendo con un post su Facebook dopo 15 anni il test di ammissione alla facoltà di medicina. Dal 2015 in sostanza tutti gli studenti diplomati potranno iscriversi al primo anno di medicina, la selezione si farà dopo. Non è dato sapere come, per quanti e con quali criteri, né cosa faranno i non ammessi. Ripiegheranno su biologia, fisica, forse matematica, che al secondo anno diventeranno ghetti di lusso per i non idonei a medicina? Forse sì, forse no. Cosa succederà col numero degli studenti che quintuplicheranno immediatamente, almeno nei primi anni? Riusciranno le facoltà ad accoglierli? E i fondi? Non si sa nulla, scrive Gianna Fregonara.
Lasciamo con ciò la prima pagina per il momento del Corriere della Sera, ma poi torniamo sul caso Biagi, perché per inciso l'autore di un articoletto dal quale io stesso partii per approfondire la questione del perché a Biagi non fu data la scorta, Biagio Marsiglia, giornalista all'epoca del Resto del Carlino, fu poi assunto dal Corriere della Sera. Sapeva bene cos'era successo. Non c'è una riga scritta da questo giornalista oggi sul Corriere della Sera, lo stesso giornalista che poi non ha più voluto parlare dopo una prima trasmissione con noi qui a Onda Libera. È stato però assunto dal Corriere della Sera e non ne scrive una riga oggi su questa questione che lui conosce molto bene. Comunque andiamo alla Stampa. La Stampa in prima pagina ha paura di quel che succederà evidentemente dopo il voto, anzi sa cosa succede con il voto di domenica, perché titola così: via al voto, allarme populismo. Le Pen a Bruxelles, blocchiamo tutto. C'è un'intervista a Marine Le Pen a pagina 2, poi la vediamo, e un'intervista a Romano Prodi a pagina 3. La Germania sbaglia, così la Stampa riassume la chiacchierata con Prodi. Renzi e l'incognita del sud, del meridione d'Italia. Come voterà? Voterà il meridione per lui o per altri? Anche se vince Grillo, io non mi dimetto, dice Renzi. Sulle europee, oggi nel Regno Unito si aprono le urne, gli ultraconservatori di Nigel Farage, lo UKIP, Partito per l'indipendenza britannica, in pole position. I sondaggi lo danno primo in Gran Bretagna, il partito di Farage. Il leader del Movimento 5 Stelle intanto a Firenze dice: nel PD non ci sono più i figli degli operai, ci sono i figli dei massoni nel Partito Democratico, dice Grillo. Commento di Franco Bruni, economista, sull'Europa che serve all'Italia, e quello di Stefano Lepri sull'Unione Europea che non capisce se stessa. Mentre in prima pagina sulla Stampa c'è anche spazio per Nicolò Zancan, che si occupa della classe media siriana, sono loro i nuovi migranti, il titolo del reportage, e l'analisi del criminologo Federico Varese sulla tortura a Tripoli e sulla Libia. Nei prossimi giorni può iniziare una nuova guerra civile in Libia. Le truppe di un ex generale del regime di Gheddafi, Khalifa Haftar, hanno sferrato domenica attacchi contro il Parlamento a Tripoli e contro le milizie islamiste a Bengasi. Il primo ministro ha denunciato un tentativo di colpo di Stato, ma sarebbe semplice descrivere gli eventi in Libia come uno scontro tra rivoluzione e ancien régime. Il governo ufficiale è ostaggio di milizie armate che rapiscono cittadini sospettati di collaborazionismo con Gheddafi e li gettano in carceri segrete. Un rapporto recente delle Nazioni Unite, scrive il professor Varese, parla di 27 persone morte per i postumi delle torture subite in prigioni governative, se si vuol parlare di governo in Libia. A loro volta i golpisti annoverano tra le loro fila elementi liberali, ma anche individui compromessi con Gheddafi e un gruppo berbero di pessima fama per le sue violenze contro i civili. La Libia è insomma una giungla di uomini armati. Benedetta guerra che fu fatta alla Libia, dove le distinzioni astratte, islamisti, liberali, democratici, hanno poco valore. In questo mondo la violenza è ovunque. L'incarico più pericoloso e forse futile è quello svolto da Karan Singh, 28 anni, responsabile a Tripoli dell'ufficio Organizzazione Mondiale contro la tortura. Karan ha ottenuto 2 anni fa un master all'Università di Rotterdam con una tesi sulla pirateria somala, tema di cui non ha mai smesso di occuparsi. La vita accademica però non fa per lui. Combattere la tortura a Tripoli, un mestiere difficilissimo. Questi i temi di prima pagina della Stampa. Vediamo anche Repubblica. Repubblica dà spazio al piano Renzi per il semestre di presidenza di turno da parte dell'Italia, cioè di Renzi, dell'Unione Europea. Sulle tasse oggi va via Befera, che doveva andare via già 2 anni fa. Legge alla mano, è rimasto lì. In ogni caso, secondo Renzi, il PD avrà più voti, sotto il 30% non è comunque sconfitta, e io vado avanti, mette avanti le mani il Presidente del Consiglio. Repubblica poi si incarica di illustrarci ciò che Renzi farà come Presidente di turno dell'Unione Europea nel semestre di presidenza italiana. Ogni elettore nel frattempo, supplica il Premier, ogni elettore convinca un altro. Io comunque non mi dimetto dopo il voto. Interviene anche il Quirinale a supporto. Non bisogna farsi impressionare dai toni alti, ha detto il Capo dello Stato. Quali sono le proposte di Renzi per il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea? In sintesi, primo, l'Italia cercherà di aprire una discussione
che porti a riscrivere il Trattato di Lisbona per ammorbidire il rigore dell'Unione Europea. Campa cavallo, anzi tanti cavalli hanno da campare. Secondo, sull'euro. Se la revisione del Trattato di Lisbona fallisse, Germania e Italia pensano a un nuovo trattato soltanto per la zona euro e ricampano i cavalli. Terzo punto, l'Italia cercherà di ammorbidire i parametri di Maastricht e il fiscal compact su debito e deficit per chi fa le riforme strutturali. Hai voglia? Aprire una discussione su tutti questi temi? Discutiamone, parliamone, tanto ci vuole l'unanimità. Cippi di merlo. Quarto punto, immigrazione. Roma chiederà un'Europa più solidale nel gestire i flussi migratori. Gli hanno già risposto ieri, gli hanno già detto dall'Europa a Renzi: stiamo già facendo il possibile, ciao ciao. Quinto punto, occupazione. Con un vertice contro la disoccupazione giovanile a Torino, l'Italia rilancerà la battaglia per la crescita e i posti di lavoro. Come il confetto Falqui, ve lo ricordate? Basta la parola: crescita, lavoro. Crescita, rilancio, no austerità, lavoro, crescita, occupazione, economia, rilancio, crescita, lavoro. Basta la parola. Sesto punto, energia. Dopo la crisi Russia-Ucraina, la priorità è diversificare le fonti e le rotte delle forniture energetiche. Dopodiché, settimo punto dell'agenda Renzi per il semestre di presidenza di turno italiana dell'Unione Europea, l'Italia proverà a riavvicinare la Turchia all'Unione Europea, a far partire l'adesione della Serbia e a dare lo status di candidato all'Albania. Forse il settimo punto è quello in cui più concretamente ci si potrà aspettare qualche azione concreta. Comunque, questo è il piano di Renzi per la presidenza di turno, il semestre di presidenza europea. Intanto il Premier appunto sottolinea, soprattutto supplica di convincere che ogni elettore ne convinca un altro a votare per lui. E resto anche se il PD va sotto il 30%. A centropagina su Repubblica abbiamo però il caso Scajola-Marco Biagi con le parole di Roberto Maroni. Avvisai io, Maroni all'epoca era il ministro del welfare con cui il professor Biagi collaborava, avvisai io Scajola che Biagi rischiava la vita, titola Repubblica a centropagina. Sono io ad aver scritto una lettera al ministro dell'interno Claudio Scajola, dice Maroni. Chiedevo di estendere la scorta a Marco Biagi anche a Bologna dove viveva. Roberto Maroni, ex ministro del welfare, scrive Repubblica, svela che partì dal suo ufficio la richiesta di aiuto per proteggere Marco Biagi, ma non servì. Biagi, nel mirino delle nuove Brigate Rosse, venne ucciso il 19 marzo 2002. Proprio a Maroni, Biagi aveva scritto parole che appaiono come una premonizione. Scriveva Biagi al suo ministro: se dovesse malauguratamente occorrermi qualcosa, desidero si sappia che avevo inutilmente informato le autorità di queste ripetute telefonate minatorie, senza che venissero presi provvedimenti. E perché Biagi non fu creduto nel momento in cui dice: ho ricevuto numerose telefonate minatorie, minacce di morte per telefono? Dopo lo raccontiamo il perché Biagi non fu creduto, perché era l'oggetto di un articolo che scrissi all'epoca per il quotidiano La Padania, che non fu mai corretto né tantomeno querelato da nessuno, perché raccontava delle cose che in parte, in un trafiletto, aveva già raccontato il giornalista del Resto del Carlino. In sintesi, da lì partì la mia curiosità e poi la ricostruzione completa nell'articolo. Aveva già raccontato il giornalista del Resto del Carlino, Biagio Marsiglia, che però in questo momento non parla e non scrive e non si sa più neanche dove è finito dopo essere stato assunto dal Corriere della Sera. Una vicenda parecchio brutta che peraltro poi, per quanto mi riguarda, terminò in una maniera di cui scoprì le modalità soltanto parecchi anni dopo, quando fu arrestato Tavaroli, il capo della Security Telecom, che raccontò di come andarono le cose tra la Telecom e il quotidiano La Padania all'epoca, che pubblicò i miei articoli e l'articolo su Marco Biagi. Ci sarebbe da raccontare tutto in dettaglio, perché la vicenda è molto 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 istruttiva. Comunque, questi sono gli argomenti di prima pagina della Trinità. Vediamo anche l'apertura, oltre alla Trinità, Corriere Stampa Repubblica della Padania. Troviamo Angela Merkel davanti al bancone di una gastronomia
Eurosbobba è il titolo del quotidiano della Lega Nord. Coldiretti mette nel mirino le politiche comunitarie in materia di agricoltura e alimentazione. Per il presidente Lombardo Maroni, troppe cose non fatte o fatte male. Bisogna lottare senza quartiere alle contraffazioni, dice Maroni, che presiede la regione Lombardia, che è il primo produttore agricolo d'Italia, e non solo d'Italia, se la vede bene anche in Europa. Per il presidente del Veneto Zaia, con gli organismi geneticamente modificati si alimentano solo i bilanci delle multinazionali. Detta legge comunque la Germania, da qui la foto della Merkel in prima pagina sulla Padania, anche sui mercati finanziari. Se l'asta dei suoi titoli di Stato va male, compra tutto la Bundesbank, cosa che non possono fare gli altri paesi europei, denuncia la Padania. Continua il camper tour di Matteo Salvini, bisogna sgomberare i campi rom e rispettare la legalità, dice tra l'altro il segretario leghista. E poi c'è il ghiacciolo del Partito Democratico. Perché il ghiacciolo? Perché è stato l'onorevole Scalfarotto del PD a puntare il dito contro il rischio dell'inflazione in caso di addio all'euro. Volete tornare alla liretta? Ha detto Scalfarotto, ma io negli anni '80 un ghiacciolo lo pagavo 1.000 lire, ha detto Scalfarotto. Ma dove viveva, si domanda la Padania. Lira-euro si squaglia il ghiacciolo del Partito Democratico. Ci hanno truffato 2 volte, scrive la Padania, perché ci hanno detto che non entrare nella moneta europea significava cadere in recessione e finire ingoiati da Eurolandia. E invece adesso che fine abbiamo fatto? Per quanto riguarda il ghiacciolo di Scalfarotto, Scalfarotto ha detto che negli anni '80 spendeva 1.000 lire per un ghiacciolo. Senza risalire agli anni '80, prima dell'euro, cioè in pratica fino al 2000, il ghiacciolo costava 400 lire. Oggi costa 1,20 euro, che sono 2.400 lire. La pizza margherita, prima dell'euro, costava al massimo 7.000 euro, era già cara 7.000 euro. Adesso sono 6-7 euro, cioè 12-14.000 lire. Il cono gelato, 1.000 lire, adesso come minimo 2 euro, cioè 4.000 lire. Il caffè, 1.500 lire, adesso è almeno 1 euro, cioè 2.000 lire. Il panino medio costava 4.000 lire, adesso a meno di 3,5 euro un panino non lo trovi, sono 7.000 lire. Al cinema ci andavi con 12.000 lire, non negli anni '80 dell'onorevole Scalfarotto, a fine '90, inizio 2000, cioè prima della moneta unica. Al cinema 12.000 lire, oggi quanto si paga andare al cinema? 8-9 euro, quindi sono 16-17.000 lire. Un paio di jeans firmati, 90.000 lire, 45 euro circa, adesso costano 120 euro. Una messa in piega dalla parrucchiera, 20.000 lire, prima dell'euro, con l'euro almeno 16 euro, 32.000. Un chilogrammo di pasta, 2.000 lire circa, adesso 1,90, 1,70, cioè 3.400. Un litro di latte, 800 lire, adesso 1,20 euro. Un chilogrammo di pane, 2-3.000 lire a seconda, adesso sono come minimo 2-3-4 euro. Biglietto dell'autobus urbano a Milano, 1.500 lire, 1,5 euro oggi. Una bottiglia di passata di pomodoro sulle 1.000 lire, adesso a 1,60 la più scarsa, 3.200 lire. Il ghiacciolo di Scalfarotto in effetti si è squagliato, perché ha detto una emeritissima stupidaggine l'onorevole Scalfarotto, che mi pare sia anche sottosegretario a qualcosa di importante evidentemente, ma di cui mi sfugge il peso. Per quanto concerne la Bundesbank invece, compra Bund, cioè come se la Banca d'Italia comprasse i titoli di Stato italiani. Alla Bundesbank è permesso, scrive la Padania, nel commento di Paolo Brera. L'asta dei nuovi buoni decennali della Germania finisce in un flop, cioè in pratica i buoni del tesoro tedeschi non sono stati tutti comprati sul mercato. E se non sono stati comprati sul mercato, se li compra la Bundesbank. La ex banca centrale tedesca interviene e compra 1/5 dell'emissione di titoli di Stato. C'è chi può e chi non può, commenta Brera. Quello che non è permesso fare a livello europeo, ai tedeschi fa comodo farlo a casa loro. Peraltro, chiamali cretini, dovrebbe essere il compito di qualunque governante fare il bene del proprio paese. Da questo punto di vista Angela Merkel sta facendo benissimo, non bene. A pagina 2, a pagina 3 invece abbiamo il camper tour di Matteo Salvini, sgomberare i campi rom e rispettare la legalità, il messaggio del segretario leghista.
Martedì sera in visita all'insediamento abusivo di Lungostura Lazio a Torino, ieri a quello di Cornigliano a Genova. Gli altri fanno i pellegrinaggi dei salotti. Io, dice Salvini, vado nei luoghi critici per toccare con mano il disagio. Il leader del Carroccio ieri ospite a porta da Bruno Vespa per rilanciare i temi della campagna elettorale. Su tutti euro e immigrazione. Il voto europeo è importante, dice Matteo Salvini, gli altri pensano soltanto a insultarsi. Il centrodestra è in dissolvimento. Berlusconi continua a inciuciare con Renzi. Berlusconi ieri ha fatto capire che dopo il voto potrà supportare il governo Renzi. Alfano è peggio della Kyenge, siamo vittime di un'invasione senza precedenti, dice invece Matteo Salvini. E sulla Tasi, la nuova tassa sugli immobili, componente essenziale della tassazione sugli immobili, terreni, capannoni, laboratori eccetera, Salvini dice: dirò ai sindaci di fare autonomamente. Il Veneto il referendum lo avrà perché è giusto e perché avrà l'appoggio della Lega, dice ancora Salvini. E prima della registrazione della puntata della trasmissione di Vespa, Salvini ha rilasciato un'intervista a Tele Padania, partendo dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dal suo pulpito, ha detto Salvini, lui è sereno, però penso che sia irrispettoso nei confronti degli elettori quando dice basta ai nazionalismi, basta ai populismi. Se non ripigliamo un po' di orgoglio e non facciamo ripartire il lavoro adesso, allora quando? C'è in ballo, dice Salvini, il futuro dei nostri figli. Questa Europa sta massacrando la nostra economia. Se per Napolitano dire il lavoro prima agli italiani e ai padani, riprendiamoci il lavoro, stop all'immigrazione clandestina e all'estremismo islamico, riprendiamoci una nostra moneta più giusta, se tutto questo significa per Napolitano essere populista, allora sono orgogliosamente populista, dice Salvini, meglio populista che disoccupato. Stoccate a Berlusconi e alla sua nuova apertura verso le larghe intese con Renzi dopo il voto, questo ha detto ieri Berlusconi. Non ci siamo, ha risposto Salvini, c'è un centrodestra in dissolvimento. Berlusconi un giorno regala le dentiere, poi promette le pensioni a tutti e poi inciucia con Renzi. C'è Alfano che è peggio della Kyenge, siamo vittime di un'invasione senza precedenti. Rimane la Lega come baluardo antisinistra e baluardo di centrodestra su alcuni valori e su alcuni principi. Penso che saremo la sorpresa delle elezioni, dice Salvini. Berlusconi, Renzi e Grillo, i tre signorotti della TV, dice ancora Salvini, sprecano il tempo degli italiani insultandosi. Io invece chiedo il voto per andare a Bruxelles, dove mi occupo di agricoltura, pesca, turismo, commercio, moneta. Non dicono una parola sull'euro, moneta finita. La Lega non è contro l'euro, è l'euro che è un controsenso. Noi stiamo preparando il giorno dopo, conclude Salvini. Mi spiace che Renzi, Grillo e Berlusconi la stiano vivendo come cosa loro, mentre le elezioni sono troppo importanti per finire ad insulti. Sempre poi dalla Padania, già che ci siamo, a pagina 4 e a pagina 5, sforna soltanto truffe e danni, in tavola nel settore agricolo alimentare, Europa da buttare, affollato convegno della Coldiretti, dove si è puntato il dito sulle politiche comunitarie letali per i nostri produttori. 266 miliardi il fatturato annuo in euro dell'agricoltura italiana. La prima regione agricola è la Lombardia. 17% la quota del prodotto interno lordo rappresentata dal settore primario agricolo. 262 i prodotti DOP e IGP registrati. 60 miliardi è il giro d'affari in euro di prodotti alimentari con falso marchio Made in Italy, 300.000 posti di lavoro bruciati dalle contraffazioni alimentari, più 248% l'aumento dal 2007 al 2013 del valore di cibi e bevande sequestrati perché adulterati, contraffatti o falsificati, più 17% l'aumento delle vendite di cibi salutistici in un anno. E infine, sempre dalla Padania di oggi, da segnalare a pagina 11 l'intervista di Francesca Morandi a Matteo Verda, studioso di questioni energetiche e ricercatore dell'Istituto Studi di Politica Internazionale, oltre che professore all'Università di Pavia, sulla questione dell'Ucraina, la bolletta ucraina, in particolare del gas. La paghiamo noi grazie all'Europa. Per evitare un contenzioso che metta a repentaglio la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, i paesi europei saranno costretti a fornire sostegno finanziario
Al governo ucraino. In soldoni, dice il professor Verda, i governi europei dovranno pagare le bollette del gas all'Ucraina per continuare a ricevere energia dalla Russia. Sarà una possibile conseguenza della crisi ucraina a danno dell'Unione Europea, che dopo aver frettolosamente sostenuto i rivoltosi definiti filo-europei di piazza Maidan, dovrà farsi carico anche dei loro debiti insolventi verso Mosca. Infine, sempre dalla Padania, a pagina 12, altri due candidati alle prossime elezioni europee. Parla Manuel Vescovi, 43 anni, imprenditore, candidato alle prossime europee del 25 maggio con la Lega Nord nella circoscrizione Centro. Originario del Veneto, ha lavorato per 8 anni in polizia e segretario nazionale della Lega Nord Toscana. L'altra candidata presentata oggi è Zeudi Zoso, valdostana, 29 anni, imprenditrice, candidata nel collegio Nord-Ovest. L'Unione Valdotena ha il monopolio politico della regione, porta avanti il tutto con metodi clientelari, dice Zoso. L'autonomia che Roma concesse alla regione è stata usata per sopprimere il desiderio di libertà. Dalla Val d'Aosta una battaglia per identità e territori. Infine, gli impegni odierni del segretario della Lega Nord Matteo Salvini iniziano alle 9:10 di stamani, trasmissione televisiva su Canale 5, Mattino 5, e alle ore 9:45 sulla 7, Coffee Break, a cui parteciperà anche Matteo Salvini, quindi alle 9:10 su Canale 5, Mattino 5, alle 9:45 sulla 7, Coffee Break. Alle ore 12 Salvini incontra la cittadinanza a Massa Rosa, in quel di Lucca, presso il Vintage Café in piazza Provenzali. Alle 13:30 incontro con la cittadinanza a Montecatini Terme Pistoia, presso il Gambrinus Music Café, Viale Verdi 26. Alle 14:45 presidio a Prato, in via Pistoiese. Alle 16:15 presidio a Firenze, in piazza della Signoria. Alle 18:30 incontro con la cittadinanza a Cortona, Arezzo, in piazza della Repubblica. Alle 23:30 di stasera Matteo Salvini sarà in trasmissione televisiva a Canale 5, Matrix. Mentre domani, ce ne occupiamo domani, evidentemente. Lasciamo la Padania, diamo un'occhiata anche alla cronaca milanese, perché ci sono altri 2000 arrivi di cosiddetti profughi. Emergenza in stazione centrale, in totale sono arrivate 6.800 persone alla stazione centrale, dove è stato allestito un posto fisso di accoglienza. Altri 2.000 cittadini, Repubblica scrive siriani, ormai si dice così, insomma, a prescindere dalla verifica della loro nazionalità, che non è cosa semplice, in ogni caso chiamiamoli profughi e chiamiamoli siriani, sono passati nelle ultime 2 settimane da Milano. Con questi arrivi a quota 6.800 il numero di profughi sbarcati in centrale per poi fermarsi nei centri di accoglienza prima di ripartire verso Germania e Svezia arriva appunto a quota 6.800. Milano testa di ponte verso l'Europa, scrive Repubblica. Dal Giornale invece, in cronaca milanese, nella maratona di Manzoni, una cosa curiosa, al sindaco tocca la parte di Don Abbondio. Grande successo a Milano in piazza San Fedele per la maratona Manzoni, partita ieri a mezzogiorno. 30 ore, 160 lettori, professionisti e dilettanti, che recitano I Promessi Sposi fino al tramonto di oggi. Domenica si vota però, e all'ombra della statua di Alessandro Manzoni è andata in scena un teatrino elettorale. A scatenarlo involontariamente il sindaco Pisapia, perché al sindaco di Milano sono toccate da leggere le pagine in cui è dipinto l'immortale personaggio di Don Abbondio, una casualità afferrata dalla Lega per ironizzare su somiglianze caratteriali tra il sindaco e Don Abbondio. Pisapia, dice il consigliere leghista Luca Lepore, ha declamato un passo che calza a pennello proprio con la parte che sta interpretando come sindaco. Un amministratore pavido, schivo, un po' pigro e vittima degli eventi. In difesa di Pisapia, Alessandro Giungi del PD, che alludendo ad altri personaggi manzoniani definisce il leghista Lepore un bravo consigliere che non trova di meglio che fare della grossolana e greve ironia su Pisapia. Ma il giornale si occupa anche, nella cronaca milanese, di Appaltopoli. La cupola dei Frigerio e dei Greganti puntava alla Lega, scrive il giornale. In che senso? Dopo la sospensione cautelare di Mauro Lovisari, Paolo Moroni e Patrizia Pedrotti, i 3 manager della sanità,
Allontanati per volontà del governatore Maroni, perché finiti nell'inchiesta per gli appalti su Expo e Sanità della cupola Frigerio Greganti, a spuntare dalle carte sono i nomi della Lega Nord. Perché? Perché nelle carte, scrive il giornale, carte dell'ordinanza di custodia cautelare di arresto firmate dal GIP Fabio Antezza, oltre a Lovisari, dirigente in quota Carroccio, voluto proprio da Maroni per incarichi di responsabilità, a comparire nelle intercettazioni anche il nome di Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità, a cui la Lega ha affidato la riforma della sanità lombarda. Un nome, quello di Rizzi, che compare nei verbali quando Frigerio incontra Giovanni Rodigliero e parla di un accordo di non belligeranza da fare con Hospital Service, società che sostiene essere sostenuta molto dal presidente della Commissione Sanità della Regione, il leghista Rizzi. In un altro passo, Lovisari parla di Guarischi e dice che Rizzi si sta muovendo non bene. Si tratta di Massimo Gianluca Guarischi, ex consigliere regionale vicino a Formigoni e arrestato nel 2013 nell'indagine nella quale lo stesso Formigoni risponde di corruzione e turbativa d'asta, insieme a un altro leghista, l'ex assessore alla sanità Luciano Bresciani. Insomma, la cupola puntava alla Lega, voleva avvicinare la Lega, ma evidentemente non ci è riuscita, non ha fatto in tempo, insomma non ce l'hanno fatta ad acchiappare quelli della Lega. Mentre senza Tasi si può. Un paio di comuni dell'area milanese hanno deciso che la Tasi la mettono a zero. Cinisello, guidata dal sindaco ex Sinistra Ecologia e Libertà Siria Trezzi, e Paderno, Dugnano, cancellano l'imposta, entrate ridotte di 2,5 milioni, mantenendo però i servizi attuali. Cancellare la Tasi si può, scrive Il Giorno. Per Cinisello questa certezza è diventata un motto. Senza Tasi si può, dice il comune di Cinisello Balsamo. Anche Paderno la cancellerà. E sempre rimanendo alla cronaca milanese, ma dal quotidiano Libero, qui ci scappa il morto, siamo a Milano, nella zona Calvairate Molise. Il ghetto di Calvairate è una polveriera, scontro tra occupanti abusivi e inquilini italiani. L'allarme dei residenti dopo le proteste anti-Rom nelle case Aler. Tensione alle stelle, voi italiani ormai non avete più diritti. Qui ci scappa il morto. Gli inquilini di Calvairate lo gridano, lo ripetono, lo promettono. Siamo stanchi degli zingari, sporcano, sono violenti, rubano. Rubano perfino le mutande stese ad asciugare. Hanno anche minacciato di rapire bambini. Se continua così finisce male per loro. Queste alcune delle voci dei cittadini italiani della zona Calvairate Molise di Milano. La rabbia esplosa contro gli zingari che da alcuni mesi hanno occupato molti alloggi Aler della zona Calvairate Molise ha radici lontane, scrive Libero. È intrisa di un'esasperazione che si trascina da anni, frutto di fallite politiche della casa che hanno generato guerra tra poveri e poverissimi. I poverissimi non è detto che siano gli zingari, ma gli italiani, scrive Libero, e il razzismo non c'entra. Sono gli inquilini italiani in presidio in via Ugo Tommei a Milano a dirlo. Sono gli inquilini stranieri a confermarlo. Ci sono milanesi, campani, egiziani, tunisini, marocchini, bulgari, tutti compatti contro gli zingari. Così Libero, mentre Pisapia nel frattempo per affrontare le emergenze di Milano arruola Lina Sotis, l'esperta di bon ton, da Brera al Gratosoglio. La Sotis si occuperà dei quartieri per conto del Comune di Milano. Gli ex Alleanza Nazionale sfottano, per lei la periferia inizia in piazza Missori, a due passi dal Duomo. Vediamo però a questo punto anche la prima pagina del quotidiano nazionale, che apre con l'allarme gas in Europa. Ora la Russia guarda a est, maxi fornitura russa alla Cina e l'Unione Europea implora Putin ci dia garanzie. Politicamente una figuraccia stratosferica e anche strategicamente parlando. Comunque giacimenti in Adriatico è l'altro tema messo in primo piano dal Giorno, Nazione e Resto del Carlino. Ci sono giacimenti nell'Adriatico, l'Italia è ferma e la Croazia si prepara a sfruttarli. L'analisi, l'articolo di fondo del quotidiano nazionale, firmata dall'ex ministro dell'Industria del primo governo Prodi e esperto di questioni energetiche, il professor Alberto Clò, il quale parte proprio dal suo mentore, cioè da un'affermazione di Romano Prodi. L'Italia, ha scritto Romano Prodi, non è un paese povero di petrolio e di metano, ma assurdamente preferisce importarli piuttosto che aumentare la produzione interna.
Nell'ultimo decennio abbiamo pagato all'estero 500 miliardi di euro per procurarci l'energia, un lusso che non possiamo permetterci, ha detto Romano Prodi, che fu il premier del governo nel quale anche Alberto Clò era ministro dell'industria e oggi è editorialista del Quotidiano Nazionale. Una tassa questa, sottolinea il professor Clò, che comporta trasferimento di ricchezza, peggioramento delle ragioni di scambio, perdita di reddito reale, caduta della domanda interna. Riducendo questa tassa, cioè la dipendenza italiana dall'estero per l'energia, quando potremmo invece avere petrolio e metano prodotti in Italia, riducendo questa tassa, scrive Clò, si potrebbe dare maggior risposta alle 1000 esigenze del nostro paese che incontrano nei vincoli di finanza pubblica un ostacolo insormontabile. Significherebbe allentare la perdita di competitività che gli alti spread nei prezzi dell'energia comportano per le nostre imprese. Significherebbe dare un contributo alla crescita, agli investimenti e all'occupazione. L'Italia non è ricca di idrocarburi alla pari di altri paesi, ma non al punto da sottovalutarne le potenzialità. Escludendo i paesi ricchi del Mare del Nord, siamo primi in Europa per riserve di petrolio, quarti per il gas metano, con un rapporto fra riserve e produzione, che è l'indice del loro sfruttamento, nel petrolio di 33 anni, contro i 7 della Gran Bretagna. Insomma, cominciamo a tirar fuori petrolio e metano che abbiamo sotto il nostro territorio. L'Italia lascia il petrolio sotto il mare e i croati ci soffiano il tesoro. Troppo dure le nostre leggi, la Croazia lavora anche per estrarre metano, scrive il professor Clò. Pagina 4 invece del Quotidiano Nazionale c'è una lunga intervista di Gabriele Canè a Cesare Romiti, 91 anni, ex amministratore della Fiat e principale propugnatore dei rapporti con la Cina attraverso la fondazione Italia-Cina che nel 2003 Romiti ha creato con l'obiettivo di migliorare la presenza dell'Italia in Cina e promuovere la realtà imprenditoriale e il Made in Italy. Basta Bruxelles, portiamo la capitale dell'Europa a Berlino, è la proposta di Cesare Romiti. La Germania bada solo a se stessa, costringiamola a guidare l'Unione Europea. Intanto Sergio Marchionne, a proposito di amministratori Fiat, si è detto d'accordo con Napolitano, il populismo è un rischio reale, ha detto Marchionne. La classe politica europea ha gravi responsabilità, fanno eccezione Germania e Spagna. Quanto a Romiti, i tedeschi sono un popolo straordinario, dice Romiti, ma l'euroscetticismo è in gran parte frutto delle loro scelte. L'Italia e la crisi. Nel dopoguerra era tutto distrutto, ma c'era entusiasmo. Oggi i giovani possono solo pensare a sopravvivere. La Cina è una risorsa. La Cina non è un problema, dice Romiti, ma un'opportunità. Una nazione in grande crescita con enormi questioni da risolvere. Lasciamo però anche il Quotidiano Nazionale e torniamo alla vicenda Biagi. Marco Biagi Scajola con la moglie di Sacconi, Enrica Giorgetti, la moglie dell'ex ministro Sacconi, che c'entra perché a lei sono state consegnate delle carte, dice l'ex segretario di Scajola quando Scajola era ministro dell'interno. La moglie di Sacconi racconta al pubblico ministero: Marco Biagi ci disse che si sentiva solo, ma Scajola non è l'unico colpevole. E Biagi parlò di diverse telefonate di minacce, ricorda la moglie dell'ex ministro Sacconi, ora esponente di primo piano del nuovo centrodestra di Alfano. A Bologna, dove abita, nelle stradine del centro che ogni sera suo marito percorreva, nei palazzi del potere e di una giustizia incompiuta, scrive il Secolo XIX. Dappertutto riprende a echeggiare l'accusa di Marina Orlandi, la vedova del professor Marco Biagi. Era stato abbandonato dalla polizia, ha detto la moglie di Biagi, era stato abbandonato dallo Stato che gli aveva tolto la scorta, era stato sbeffeggiato da chi doveva proteggerlo. E questa è una frase da ricordare, sbeffeggiato. Perché sbeffeggiato? Perché quando Marco Biagi va in questura a denunciare di aver ricevuto numerose, diverse telefonate e indica l'ora, i giorni in cui ha ricevuto le telefonate con le minacce di morte, non viene creduto, anzi viene sbeffeggiato, come dice oggi la moglie di Marco Biagi stessa, la signora Marina Orlandi. Viene sbeffeggiato perché in questura gli dicono quelli della Digos: professor Biagi,
un po' come dirà poi pubblicamente Scajola, perché per quella frase costretto alle dimissioni, Scajola disse: Biagi è un rompicoglioni che cerca la notorietà, si fa bello dicendo delle minacce di morte perché vuol far carriera, è un rompicoglioni, disse Scajola. Ma la stessa cosa più o meno dicevano in questura la Digos a Bologna. Perché? Perché quando Biagi va per l'ennesima volta a dire: ho ricevuto anche oggi alle ore XY una telefonata di questo genere, mi minacciano di morte, quelli della Digos gli dicono: professor Biagi, lei sta raccontando un sacco di frottole, di bugie, a noi non risulta. E perché non risultava ai poliziotti della questura e della Digos? Perché la Telecom Italia, aveva fatto sapere ai poliziotti che non c'era traccia di quelle telefonate lì, di quelle telefonate di minaccia di morte che Biagi riceveva. Sui tabulati della Telecom non c'era traccia di quelle telefonate. Allora che succede? Succede che a un certo punto, dopo la morte di Biagi, si cerca di capire, la Procura di Bologna, come mai Biagi non fu creduto e come mai alla questura, alla Digos, alla polizia non risultavano quelle telefonate che Biagi diceva di aver ricevuto, minacce di morte, allora XY il giorno Z. Ebbene, non risultavano perché i tabulati della Telecom non ne tenevano conto, non c'era traccia sui tabulati della Telecom Italia. Allora la Procura, dopo la morte di Biagi, fa un'indagine e incarica i carabinieri di spacciarsi per Mario Rossi, un cittadino qualunque, e di aprire una nuova utenza telefonica per un mese. Fanno questo esperimento col taccuino alla mano. Un carabiniere va alla Telecom e dice: mi chiamo Mario Rossi e vorrei aprire un'utenza telefonica in via XY a partire da domani. L'utenza telefonica viene aperta come se fosse un nuovo abbonato qualunque e i carabinieri per un mese fanno telefonate da quel numero e fanno chiamare quel numero, cioè ricevono telefonate. Perché il taccuino? Perché non si fidano dei tabulati della Telecom. Vogliono verificare, cioè, se i tabulati della Telecom registrano veramente le telefonate fatte e ricevute da quel numero. Dopo un mese, e loro i carabinieri naturalmente segnano tutte le telefonate che fanno, il giorno e l'ora, e tutte le telefonate che ricevono, il giorno e l'ora. Dopo un mese chiedono alla Telecom i tabulati di quel numero lì, cioè dovrebbero essere il resoconto fedele delle telefonate fatte e delle telefonate ricevute sul nuovo numero aperto da Mario Rossi, il carabiniere, delegato all'indagine dalla Procura di Bologna. Risultato, sorpresa, il 50% delle telefonate non è tracciato. Poi la Telecom dirà anni dopo che era un problema momentaneo del software, del programma che avevano all'epoca, che non tracciava molto accuratamente le telefonate. Però quello che notano i carabinieri è anche un'altra cosa, che questo software qui magari era difettoso, ma era anche furbo, perché spostava le telefonate fatte di qualche minuto a seconda della tariffa, cioè le piazzava. Metti caso che la tariffa più costosa arriva fino alle 18:30, cioè dopo le 18:30 la telefonata costa meno. Se il carabiniere ha fatto la telefonata alle 18:35, dal tabulato Telecom risultava fatta alle 18:25, in maniera tale che costava anche di più. Quindi era un software difettoso e peraltro furbo, perché metteva le telefonate, quelle lì a confine, nella fascia più cara di prezzo, e questo naturalmente riguardava tutti gli abbonati Telecom. Ma la cosa più grave è che i tabulati non erano lo specchio fedele delle telefonate. E allora a quel punto i carabinieri dicono: abbiamo capito perché Biagi non fu creduto. Perché? Perché la questura di Bologna, la Digos, basandosi sui tabulati della Telecom, in pratica non aveva avuto traccia delle telefonate di cui Marco Biagi parlava. Biagi diceva: mi hanno telefonato martedì alle 19:30 minacciandomi di morte. La questura di Bologna chiede i tabulati alla Telecom, i tabulati non portano traccia di quella chiamata e per questo i poliziotti, la questura, la Digos dicono a Biagi: lei è un rompicoglioni, un mitomane, uno che vuol farsi bello, che vuol guadagnare posizioni, accreditarsi presso i palazzi della politica perché è un perseguitato, uno che farà la fine di D'Antona, che avevano già ucciso i brigatisti. Insomma, lei vuol farsi martire in vita per guadagnare posizioni politiche, per scalare posizioni di potere,
per farsi dare consulenze, per farsi amica la politica, per ingraziarsi i ministri, per far carriera. Lei è un mitomane, viene detto a un certo punto a Marco Biagi dall'ufficio della Digos. La procura scopre tutto questo dopo che Biagi è già bello che morto, fatta l'indagine dai carabinieri, e cosa succede? Sarebbe uno scandalo enorme, intanto per il caso Biagi ovviamente, ma poi c'è un problema anche più generale, quello che scrivevo nell'articolo io, pubblicato sulla Padania. Un problema più generale per tutti gli abbonati, perché noi paghiamo le bollette sulla base dei tabulati. Se i tabulati sono infedeli e furbi, è chiaro che non abbiamo una bolletta veritiera, e sono milioni e milioni di clienti. Ma in primis c'era il caso Biagi. Cosa succede? Succede a un certo punto che la Procura di Bologna cosa fa? Non rende pubblica questa cosa, la tiene privata e chiama i vertici della Telecom, Tronchetti Provera all'epoca. C'è una riunione a Bologna tra i vertici della Procura di Bologna e i vertici Telecom Italia. Dalla riunione in sostanza esce un accordo, mettiamoci d'accordo e risolviamo la situazione. Tant'è vero che questa storia verrà raccontata solo da Biagio Marsiglia, un trafilettino sul resto del Carlino, e da me con un articolone molto più lungo sul quotidiano La Padania. Quotidiano La Padania che pubblica una serie di articoli all'epoca su Telecom, compreso questo. Non c'è alcuna querela, non c'è alcuna smentita, non c'è alcuna precisazione da parte di nessuno, né Telecom né Procura. Le cose sono andate così. Alla fine i vertici della Telecom chiamati in procura e insomma tutto ricondotto all'ovile. Poi Telecom spiegherà più avanti che in quel periodo lì effettivamente i loro tabulati non erano accurati perché c'era un sistema di banca dati che non funzionava troppo bene. Dopodiché, risultato netto della storia, Telecom fa una piccola campagna pubblicitaria sul quotidiano La Padania. E come nasce questa campagna pubblicitaria io lo scoprirò soltanto molti anni più dopo, quando verrà arrestato Tavaroli, il quale dice che erano usciti questi articoli sul quotidiano La Padania che davano un po' fastidio alla Telecom, erano gli articoli con la firma mia. L'allora direttore del quotidiano La Padania, Gigi Moncalvo, trovò un ottimo modo per farmi smettere di collaborare al quotidiano La Padania, ma questo, scusate, lo tengo un po' per me, visto che ha a che fare anche con altre questioni un po' delicate. Lo scoprì solo dopo che mi volarono ben sopra la mia testa e che mi misero nelle condizioni, a mia insaputa, questo sì, per usare una locuzione cara all'ex ministro Scajola, di non scrivere più sul quotidiano La Padania. Perché mi modificarono un articolo facendo restare la mia firma in maniera tale che io mi arrabbiassi, litigassi col direttore dell'epoca e decidessi di smettere di collaborare col quotidiano, gratuitamente peraltro. Cosa che puntualmente avvenne. Solo dopo scoprì che in cambio Telecom aveva fatto una campagna pubblicitaria sul quotidiano La Padania. Carina la storia, vero? Mentre, tornando al secolo XIX di Genova, la moglie di Sacconi cosa racconta? Intanto le parole della vedova di Marco Biagi. Era stato abbandonato dalla polizia, dallo Stato, era stato sbeffeggiato da chi doveva proteggerlo. Ora abbiamo capito, però se uno prende il giornale oggi, i giornali, e legge la storia, non è che capisce tutto, non ha un quadro completo. Biagio Marsiglia, dove sei? Hai scritto sul resto del Carlino quel trafiletto. Abbiamo fatto una trasmissione una volta in radio, dopodiché non t'ho più potuto trovare, non ha più risposto al telefono e non l'ho più potuto trovare. È stato assunto dal Corriere della Sera e oggi non scrive una riga su questa storia che lui conosce molto ma molto bene, perché poi a un certo punto la Procura di Bologna archivierà l'indagine sulla mancata scorta a Biagi, la chiude. Adesso la riapre perché sono saltate fuori le carte di Scajola. La moglie di Marco Biagi dice avevano sbeffeggiato le autorità che dovevano proteggerlo, avevano sbeffeggiato mio marito. Adesso capite il perché l'avevano sbeffeggiato. Non gli credevano e non gli credevano sulla base dei documenti forniti dalla Telecom. L'accusa della moglie di Marco Biagi riempie di contenuti amari anche Giuliano Cazzola, amico di Marco Biagi, ex sindacalista CGIL, poi deputato del PDL. Non perdonerò mai a Scajola, dice Cazzola, di aver definito Marco un rompicoglioni.
ma le responsabilità per la scorta sono più articolate, a cominciare dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Il prefetto e il questore, dice giustamente Cazzola. Biagi era ossessionato dalle minacce che riceveva e dalla sensazione di non essere preso sul serio, che non era una sensazione, era una realtà, perché Biagi, quando va in questura, la quarta, quinta, sesta volta a dire mi hanno telefonato ancora, mi hanno telefonato oggi a quest'ora, cioè, si trova davanti a una reazione, alla quarta, quinta volta che va in questura, da parte del capo della Digos, della questura, della polizia e del prefetto, di questo tenore. Letteralmente gli dicono: professor Biagi, la smetta di rompere i coglioni, perché le telefonate che lei denuncia a noi non risultano dai tabulati della Telecom, capito? La smetta di rompere i coglioni. Cosa che dirà poi Scajola dello stesso Biagi. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio, a prezzi da vero amico. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Ma certo, votate, andate a votare questa domenica.
Ma non soltanto questa domenica, signori, bisogna votare tutti i giorni per il nostro territorio, per la nostra identità, per la nostra famiglia, e per chi crede ancora nelle tradizioni e per proteggere la nostra e la vostra famiglia. Votate Sicurbet. Buongiorno Claudio. Ciao Sammy, buongiorno a tutti. Io non so quanti di voi sanno che i furti nelle case sono talmente tanti che persino la polizia consiglia l'installazione dell'antifurto a doppia sirena. Nella città di Bologna 50.000 furti in soli 11 mesi, 3 su 10 di notte mentre dormite. Installiamo sicurezza con Dialogos, questa è la nostra proposta, l'antifurto senza fili costruito da Sicurbet, che vi permette di stare in casa ad allarme inserito e a finestre aperte e niente muri da rompere. Tra poco vi darò il numero di telefono. Noi collaboriamo da anni con Radio Padania, perciò scegliendo Sicurbet sostenete la radio e aiutate noi a creare posti di lavoro in tutto il nord. Molti di voi installano l'antifurto solo dopo aver subito il primo furto. È come aprire l'ombrello dopo che ha smesso di piovere. Ora vi do il numero di telefono, carta e penna. Il numero è 389 118 9705. Lo ripeto, 389 118 9705. Lavoriamo in tutte le regioni, siamo produttori e installiamo anche sensori da esterno, telecamere e videocontrollo. Ripeto il numero: 389 11 8 9 7 0 5. Un ciao a tutti da Sicurbet, perché dopo è già tardi. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera, diamo voce alla nostra gente. Torniamo all'articolo del secolo XIX sul caso Biagi Scajola. A Bologna, scrive il quotidiano genovese, un disgusto antico ritorna. Ti credo, altro che disgusto. Si cerca di andare oltre l'emozione, capire cosa sia successo 12 anni fa e quanti abbiano colpe, e spero che quello che vi ho raccontato prima possa servire, io credo proprio di sì, a capire buona parte di quello che è successo. Marina Orlandi in Biagi, la vedova di Marco Biagi, è ancora scortata dalla morte di Marco. Mistero mai dipanato, in una città dove ora l'ipotesi di omicidio per omissione, formulata dal PM Antonello Bustapane, cioè da quella procura che archiviò all'epoca, pur conoscendo le cose che vi ho raccontato, non riguarda solo Scajola. Gli ignoti, tra virgolette, possibili responsabili della mancata scorta a Biagi, partono da Bologna e arrivano a Roma. I magistrati vogliono capire come mai il segretario dell'ex ministro Scajola si sia portato a casa, questa è la scoperta di questi giorni, una cartellina con soprascritto appunti manoscritti riguardanti la morte di Marco Biagi. Scajola non aveva avuto già abbastanza guai, costretto alle dimissioni per quel dispregiativo rompicoglioni a proposito di Biagi? Enrica Giorgetti, moglie di Maurizio Sacconi, che nel 2002 era sottosegretario al lavoro di Roberto Maroni, ministro del lavoro, ha già confermato al pubblico ministero Bustapane, che tra l'altro è uno dei PM che indagarono anche all'epoca, uno dei PM con cui si fece la riunione di vertice in procura a Bologna con i vertici della Telecom, di cui vi ho detto prima. Enrica Giorgetti, dunque, ha confermato al PM Bustapane che nell'estate 2001, nella sua casa di Pianoro, il professor Biagi raccontò agli amici i propri timori per le telefonate di minacce e di sentirsi abbandonato.
si mosse anche Casini, racconta Cazzola. Marco, in una lettera del 15 luglio 2011, gli scrive di essere in pericolo, minacciato, e gli chiede di far qualcosa senza però parlarne con sua mamma, amica di quella di Biagi. La scorta a Biagi fu via via tolta prima a Roma, dove andava per il Ministero del Lavoro del secondo governo Berlusconi, come già andava per il primo governo Prodi e per il governo D'Alema, poi a Modena, dove insegnava, e infine a Bologna, dove abitava. Il professore raccontava l'abbandono progressivo e la sua angoscia a molti, perfino nei domenicali tour in bicicletta. Si sentiva non preso sul serio. Il PM Gustapane ha riaperto un fascicolo di cui lui stesso aveva chiesto l'archiviazione nel 2003. Erano stati indagati per cooperazione colposa in omicidio il direttore Ucigos Carlo De Stefano, il suo vice Stefano Berrettoni e il prefetto Sergio Iovino, oltre al questore Romano Argento. Furono accertamenti affrettati e precari quelli della procura dell'epoca, dice adesso Cazzola, e al processo gli assassini hanno dichiarato che se solo Biagi avesse avuto una pistola avrebbero desistito. Per Marina Biagi il ricordo è sempre quello. Il nome di Marco è stato associato alla precarietà, una bugia terribile. Così il secolo XIX. Tra l'altro va completato il quadro dicendo, a proposito di telefonate, che quando il perito Landi, un perito giovane, 36 anni, fu vicino alla scoperta di qualcosa relativamente proprio alle telefonate di minaccia, alla rivendicazione poi dopo l'omicidio che era partita da un certo telefono di una certa zona di Roma, il perito Landi, che stava via via identificando la cella, il luogo esatto da cui era partita la telefonata, che era la rivendicazione per l'omicidio Biagi, fu trovato impiccato a casa sua, a Guidonia Montecelio. Impiccato in una maniera stranissima, era una mansarda, lui è stato trovato impiccato con la corda che dal collo saliva alla trave della mansarda, solo che era in un punto talmente basso dell'appartamento che era in ginocchio davanti al divano. Impiccato in ginocchio, si è impiccato mettendosi in ginocchio. Il perito 36enne, sua sorella aprì un sito internet, lo chiuse, fu da me contattata all'epoca, non volle parlare mai più perché ha detto io in questa storiaccia non voglio più entrare perché ho paura, punto. Era il perito informatico che stava indagando sul caso Biagi. Pochi giorni prima di essere trovato morto in quelle condizioni lì, una persona, Landi, che tutti descrivevano come gioviale, allegra, e lo si può anche sentire in un'ultima intervista perché fece una brevissima intervista a Radio 24 nella quale raccontava delle sue indagini e come stava arrivando a determinare il punto esatto da cui era partita la telefonata. Siamo nel centro di Roma, aveva identificato intanto il centro di Roma nella zona dei palazzi del potere da cui era partita quella telefonata e la stava individuando. Non ha fatto in tempo perché ha pensato di suicidarsi in quel modo lì, mettendosi in ginocchio davanti al divano. A pagina 7 invece del secolo XIX di Genova, cambiamo completamente argomento, l'Europa al voto e due interviste. Il medico chirurgo capolista del Movimento 5 Stelle nel nord-ovest, il candidato Gabriele Antonica, medico chirurgo di Pinerolo, il quale dice studierò per diventare deputato europeo, ma peggio di Iva Zanicchi non posso fare. Terzo valico e Gronda, spreco di denaro, scempio del territorio. L'altra intervista del quotidiano genovese è a Paolo Becchi, professore universitario, non sarà l'ideologo del Movimento 5 Stelle, ma resta un analista del movimento grillino. Per salvare l'euro la democrazia è venuta meno, dice il professor Becchi. Rischiamo il ritorno di Berlusconi. Tremonti voleva scombussolare i piani di Angela Merkel. Con ciò lasciamo anche il quotidiano genovese e diamo un'occhiata alla prima pagina del giornale. Pronto il Tribunale del Popolo è il titolo d'apertura. La minaccia di Grillo che annuncia processeremo nelle piazze politici, giornalisti, imprenditori. Berlusconi lo attacca, Grillo è un pericolo per la democrazia. E poi sorpresa, 2 pesi e 2 misure, titola ancora il giornale. Lo spread alto non vale se a Palazzo Chigi c'è la sinistra. E ancora Francesco Forte analizza il trucco di Renzi per le elezioni. Prima gli 80 euro e poi le tasse. Subito 80 euro solo per alcuni e si vedrà quanto.
La Tasi dopo il voto, la furbata di Renzi e Del Rio, scrive Forte. L'operazione bonus in busta paga è scattata ad aprile, invece la stangata sulla casa è rimandata a settembre con la scusa di problemi tecnici. La Tasi rimandata a settembre. C'è il dubbio delle coperture. Al provvedimento per lo sconto IRPEF una strana fretta senza certezza sulle risorse. E poi ancora in prima pagina, adesso Schettino sale a bordo del PD, l'esperto in naufragi si dà alla politica, lo racconta Carmine Spadafora dalla Campania, da Napoli. Spot elettorale, Schettino fa l'inchino alla sinistra, l'ex comandante della Costa Concordia in campo con l'amico candidato sindaco del PD a Sorrento, indagato per la morte di 32 persone all'Isola del Giglio. Ora anche Schettino pensa alla politica col Partito Democratico. E sempre dalla prima pagina del giornale è Livio Caputo a commentare l'affare da 400 miliardi tra Russia e Cina sul gas, una svolta storica. Putin ha centrato con stupefacente rapidità il proprio obiettivo di rispondere alle sanzioni e all'ostracismo occidentali seguiti alla crisi ucraina. Con rapidità stupefacente Putin ha fatto l'accordo con la Cina. In occasione del suo 7° incontro col presidente Xi Jinping, Putin ha concluso un contratto per la fornitura di metano dalla Siberia alla Cina che era in discussione da 10 anni, creando un legame non solo economico tra i due grandi paesi come non esisteva più da oltre mezzo secolo. La Russia fornirà ai cinesi 38 miliardi di metri cubi di gas siberiano all'anno tra 2018 e 2048. Sebbene il prezzo convenuto sia stato mantenuto segreto, gli esperti calcolano che il contratto valga dai 400 ai 450 miliardi di dollari in 30 anni, forse un po' meno, scrive Livio Caputo, un po' meno di quanto Gazprom, il colosso russo dell'energia, aveva richiesto in origine, ma sul piano politico per la Russia vale molto di più. In un momento in cui l'Europa, finora sua principale cliente e dipendente dalla Russia per 1/3 del fabbisogno, cerca di diversificare le fonti con le rinnovabili e lo shale gas americano, che per ora è una promessa, il Cremlino ha dimostrato all'Europa di poter trovare altri sbocchi per i suoi prodotti. Un brindisi, quello fra il presidente cinese e quello russo, che cambia il corso della storia. Mentre fa flop la politica asiatica di Obama, Mosca e Pechino sono unite dall'espansionismo, riallacciato un rapporto interrotto dai tempi di Mao. Chiudiamo dalla prima pagina del giornale con l'articolo di fondo di Vittorio Feltri, Come Mao Zedong, che ci riporta a Grillo. La parola d'ordine è la politica fa schifo, che esprime un concetto vecchio come il mondo, o almeno come la nostra Repubblica. Da quando faccio il giornalista lo sento ripetere, un mantra. In realtà l'Italia è sempre riuscita a cavarsela, sarebbe una bugia dire che ieri si stava meglio. La vita non è mai stata facile. Attualmente però fra i tanti ingredienti che insaporiscono o rendono amara l'esistenza c'è un umorismo nero inedito. Per la prima volta la politica si avvale del contributo di un comico di talento, Beppe Grillo, il quale fa furore più di quando non faceva il comico. A giudicare dagli effetti che produce sul popolo, Grillo è un genio. C'è gente che ha dedicato decenni alla politica e non riesce ad andare oltre il 2%, come Casini. Poi, dai recessi del cabaret, arriva un simpaticissimo Grillo urlante e con un paio di vaffanculo gridati in piazza a Bologna dà il via alla propria scalata irresistibile al potere e fa tremare gli abitué del palazzo. In termini brutali, l'ascesa del Movimento 5 Stelle suscita terrore nei partiti tradizionali. Tra una gag e una risata, il movimento non solo ha bruciato le tappe, issandosi al primo posto nei sondaggi sulle imminenti elezioni europee, ma si propone di processare coloro che, secondo il leader, sarebbero responsabili della catastrofe italiana. Grillo sostiene la necessità, scherzando ci auguriamo, di sottoporre al giudizio, in un tribunale speciale, popolare, i politici, gli industriali e i giornalisti, la Trimurti colpevole dello sfascio. Poiché personalmente faccio parte della consorteria dei Pennini, la notizia che rischiamo io e i colleghi di finire alla sbarra per aver esercitato una professione antipatica ai nuovi padroni del vapore suscita in me qualche preoccupazione. Si dà il caso che non manchino precedenti inquietanti. Mi riferisco alla rivoluzione culturale di Mao Zedong. Beppe riscopre le purghe di Mao, scrive il giornale.
che dedica il suo primo piano, oltre la prima pagina, al delirio del Movimento 5 Stelle. L'intervista di ieri di Casaleggio a Marco Travaglio. C'è lo zampino inglese nei complotti anti-Italia. Parte la denuncia di Forza Italia. Al Fatto Quotidiano Casaleggio conferma che la staffetta Monti-Letta fu decisa all'estero. Sul caso Geithner, un esposto degli azzurri in procura. Attentato alla Costituzione, impeachment per Napolitano, mentre Grillo prepara la prigione del popolo per giornalisti, industriali e politici. E sempre dal giornale in primo piano, Renzi mette le mani avanti, se perdo non vado a casa, chiedo scusa, e poi c'è Berlusconi contro Grillo. Vuole Piazzale Loreto per chi non è con lui, dice Berlusconi. Lo spread vola, di chi è la colpa? Si domanda il giornale. Che faccia tosta, se al governo c'è Berlusconi la responsabilità dei tassi alti è sua. Con Renzi invece è colpevole l'opposizione. E infine i cattolici stroncano gli eurodeputati del PD su valori e famiglia. Un giornale online stila le pagelle dei parlamentari dal punto di vista cattolico, si salvano Forza Italia, Lega, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia. Ma c'è anche un'altra notizia in primo piano sul giornale per la pagina degli esteri, la vita segreta di Fidel Castro, yacht, palazzi e isole private, il vero volto del dittatore cubano, altro che disprezzo verso il capitalismo, scrive Luciano Gulli, per il leader Massimo solo relax a 5 stelle e gira con 2 donatori di sangue personali. Una delle sue ex guardie del corpo ha rivelato il tutto in un libro, La vita nascosta di Fidel Castro, l'autore Juan Reinaldo Sánchez, scritto col giornalista francese Axel Gilden, è in uscita il prossimo 28 maggio per le edizioni Michel Lafon. Chiudiamo dal giornale con ancora una segnalazione dalla pagina delle cronache. Guerra appaiata e cannolicchi, l'Unione Europea boicotta la nostra tavola e la denuncia della Coldiretti. Sulle direttive europee a senso unico, gli euroburocrati ci vietano i piatti della tradizione come la finanziera piemontese e le telline, via libera invece al vino senza l'uva e al formaggio senza latte. La percezione comune è che a Bruxelles dettino legge le lobby. Si è voluto dare spazio ai paesi senza una vera agricoltura, denunciano i coltivatori, la Coldiretti. È l'argomento con cui apre la prima pagina la Padania. Infine nuova accusa di truffa per Bazzoli e Passera. In quanto vertici di Banca Intesa San Paolo, inchiesta della Procura di Trani su prodotti derivati venduti da Intesa a imprenditori privati. Vediamo a questo punto anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, che si apre con una lunghissima intervista al Presidente del Consiglio Renzi. Riforme, non faccio miracoli, non è il mio Parlamento, dice Renzi, cioè ha la faccia tosta di dire Renzi. Sarebbe il caso di dire. Il DASPO è per i condannati, non per gli indagati del mio governo e delle liste del PD, perché resto un garantista. Rinuncio alla pensione di famiglia, la furbata di farsi assumere dalla ditta di famiglia come dirigente d'azienda dopo essere stato Cococò il giorno prima di entrare in politica e di essere sicuro di vincere alla provincia di Firenze. Rinuncio alla pensione di famiglia, che in realtà però gliel'abbiamo pagata noi, perché da quando è diventato presidente della provincia i contributi, fior di contributi, glieli ha pagati il popolo italiano, visto che si è fatto assumere dalla ditta di famiglia come dirigente. Fino al giorno prima era un Cococò. E come dirigente gli abbiamo pagato fior di contributi, più di 300.000 euro in 10 anni. Resto un garantista, dice Renzi. Gli 80 euro anche nel 2015, volevo ridurre gli F-35 ma i patti sono cambiati e i 9 milioni di voti a Grillo sono un dato sociologico. Non ho la bacchetta magica, dice Renzi al Fatto Quotidiano a Vanda Marra, ma nel 2015 resteranno gli 80 euro. Sulle riforme non sono stati rispettati i tempi promessi. Ma io, dice Renzi, devo assolutamente dare dei dati e delle date. O do delle date o il Parlamento, che non è il mio Parlamento, non me lo porto dietro, o lo metto in forcing o non tocco palla, dice Renzi al Fatto. Le urne vi stupiranno, dice ancora il Premier. I sondaggi non si possono dire, ma confermano che il voto sarà molto positivo. E ricordo che abbiamo scelto di non mettere il nome Renzi nel simbolo, anche se avrebbe significato 2 punti in più
dice Renzi. Quando si è trattato di votare per l'arresto di Genovese, deputato messinese del PD, ho detto che bisognava farlo subito. Sono perché la legge sia uguale per tutti. Per me, finché non sei condannato, sei innocente. I sottosegretari Barracciu, De Filippo, Del Basso De Caro e Bubbico sono innocenti, sono indagati, ma Renzi dice che sono innocenti. Lo è anche Renato Soru, che è nostro candidato alle europee. Sulla mia pensione ho deciso di fare una cosa che mi costa. Per la verità ci è già costata a noi una cifra, perché gliel'abbiamo pagata noi i contributi, con la furbata che ha fatto il Papino e lui nell'aziendina di famiglia, di farsi assumere dirigente con un notevole esborso per i contributi in più rispetto al Cococò che era fino al giorno prima, quando ha saputo di essere candidato alla provincia di Firenze con l'accordo già stretto, quindi eletto sicuro. Da lì in avanti è diventato dirigente, è entrato in aspettativa e si è fatto pagare i contributi da noi. E ora dice al Fatto Quotidiano, Renzi, sulla mia pensione ho deciso di fare una cosa che mi costa. Ero in aspettativa nell'azienda di famiglia, appunto, pagato da noi. Sul Fatto Quotidiano mi avete chiesto di dimettermi e l'ho fatto un mese fa. Si è dimesso dall'azienda, ma i contributi finora pagati? Dal 2012 al 2014 si sono siglati gli accordi sugli aerei F-35, l'idea che si possano dimezzare oggi, alla luce dei patti che esistono, è più complicata. Abbiamo bisogno di ridurre l'impatto della spesa militare, il punto vero è come riuscirci. Così il Fatto riassume. Poi c'è l'articolo di fondo di Marco Travaglio, NCD, nuovo centro detenuti, il nuovo centrodestra di Alfano. La sola caratteristica che fa quelli del nuovo centrodestra diversamente berlusconiani, come aveva detto Alfano, è che hanno collezionato qualche inquisito e detenuto più dei berlusconiani. Pareva una missione impossibile e invece ce l'hanno fatta. Chapeau, scrive Marco Travaglio. Al partito di Alfano, il nuovo centro detenuti. Poi c'è anche sul Fatto Quotidiano, stavolta sapeva, il caso Scajola, le carte segrete su Biagi e i soldi di Bertone al segretario di Scajola. Bertone sarebbe il cardinale Bertone. Mancata scorta, la procura di Bologna indaga per omicidio per omissione, dopo aver peraltro archiviato quando già sapeva tutte le cose che vi ho raccontato prima. Sacconi, sua moglie e l'ex direttore di Confindustria Stefano Parisi avevano avvertito invano l'allora ministro dell'interno Scajola sul pericolo di vita per Biagi 4 giorni prima che le BR lo uccidessero, e il cardinal Bertone finanziava il braccio destro dell'ex ministro Scajola. Il tutto raccontato alle pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano. Sempre poi dal Fatto Quotidiano, il taxi elettorale di Lupi e Maroni, Uber fuorilegge, affondata la app per gli autisti fai da te. Dopo le proteste a Milano e a 4 giorni dal voto, la decisione: autorizzate solo vetture pubbliche e NCC, noleggio con conducente. Con ciò lasciamo anche il Fatto, vediamo la prima pagina di Libero. Il PD boicotta gli 80 euro di Renzi, è il titolo d'apertura, per salvare la casta. Da esponenti del Partito Democratico ben 118 emendamenti che mettono in discussione le coperture economiche del decreto sugli 80 euro. Vogliono impedire i tagli alla RAI e alle centrali di acquisto degli enti locali. Se passano, affonda lo spot elettorale di Renzi, se passano gli emendamenti del PD. Sui conti traballanti, al ballo dello spread, Renzi rischia la fine delle stelle cadenti. Sui conti traballanti, invece, scrive Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Al ballo dello spread, Renzi rischia di cadere, scrive Belpietro. I guai per Renzi non arrivano da Grillo, ma dallo spread, il differenziale fra i nostri titoli e quelli tedeschi che torna a impennarsi. Ne sa qualcosa Berlusconi. Intanto Schettino fa l'inchino a Matteo Renzi, scrive Mario Giordano. I democratici, il PD, imbarcano Capitan Naufragio che fa campagna elettorale per il candidato sindaco a Sorrento del PD. Da segnalare anche in prima pagina su Libero l'articolo del diplomatico Gianni Castellaneta. Così ci siamo giocati i sogni europei, i nostri sogni europeisti infranti dal potere della Banca Centrale Europea e di Karlsruhe, cioè della Corte Costituzionale tedesca. E infine sospetto di riciclaggio per 140 conti dello IOR, della Banca Vaticana. Il pezzo è di Francesco De Dominicis, in prima pagina e a pagina 20. Sono 140 i conti dello IOR in odore di riciclaggio.
verifiche sui depositi nella banca della Santa Sede, i cui titolari non hanno i requisiti, una valanga di movimenti sospetti. Ma c'è anche spazio per un'altra notizia che riguarda sempre il Vaticano. Il Papa indaga sulla terrazza VIP nel giorno dei Santi. 150 privilegiati hanno potuto assistere alla cerimonia da un tetto vaticano. Chi ha autorizzato? Chi ha pagato? La cerimonia, quella di beatificazione dei due papi. Spesi 18.000 euro per le sedie e per il rinfresco. 18.000 euro sui quali adesso Bergoglio sta indagando. Luogo per antonomasia di fastose cene in piedi a base di sontuosi buffet e di generose libagioni, luogo di rapporti cordiali e interessati, di relazioni e chiacchiere per il raggiungimento di potere e rendite di posizione. Le terrazze romane, scrive Giuseppe Pollicelli in prima pagina su Libero, fanno parte di una certa mitologia del nostro paese. Adesso però sembra giunto il momento di metterle da parte, per quanto ampie e sfarzose, e di concentrarsi su quella che potremmo chiamare la New Wave delle terrazze. La terrazza vaticana in questo caso, perché lì in sostanza sono stati invitati una serie di VIP, tra cui Bruno Vespa, ma anche Roberto D'Agostino, ma anche il principale amico e sponsor di Renzi, l'amico Marco Carrai, quello a cui Renzi pagava le tasse, Francesca Ciauqui, che incredibilmente Bergoglio ha nominato a posizioni di vertice in Vaticano, e via dicendo. Ora, chi ha pagato e chi ha autorizzato le spese sulla terrazza? Prima della pubblicità, ancora due articoli da Libero. Pagina 4, Antonio Castro si occupa del record di tasse sulla casa, con il caos delle scadenze sulla Tasi. Secondo Forte è una furbata del governo, prima ti dico che ti do 80 euro, poi dopo il voto ti faccio pagare la Tasi, con la scusa che adesso non è pronto, viene rinviato tutto a settembre. Il carico fiscale sugli immobili supera i 50 miliardi. Fassino, sindaco Torino e presidente dell'ANCI, Associazione dei Comuni, dice che nei comuni che non hanno fissato l'aliquota la tassa si pagherà entro il 16 ottobre, ma il sottosegretario Del Rio lo ha smentito. E infine a pagina 16 di Libero, da segnalare il pezzo di Alberto Samonà da Palermo, 1000 bimbi immigrati spariti, la mafia è pronta a reclutarli, nuova manovalanza per le cosche. Nello Musumeci, presidente dell'antimafia siciliana, dice che i piccoli bambini traghettati dagli scafisti scappano dai centri di prima accoglienza e finiscono nelle mani di spacciatori e schiavisti.
Bene, andiamo alla prima pagina del quotidiano comunista Il Manifesto, foto di Beppe Grillo negli studi di Porta a Porta, titolo d'apertura: Il processo del lunedì. La frase di Grillo: dopo le elezioni faremo processi popolari sulla piazza mediatica. È l'ultima sparata di Grillo a 4 giorni dal voto, un po' di gogna per tutti, a cominciare dai giornalisti. Così Grillo e i suoi parlamentari, reduci dal Grand Tour televisivo, vanno a caccia dell'ultimo elettore. Casaleggio prenota un ministero e poi smentisce nell'intervista a Travaglio. C'è un Grillo per tutti. Il commento di Sandro Medici, in prima pagina sul Manifesto. Ho l'impressione che dalla nostra parte, cioè dalla parte della sinistra del Manifesto, vi sia troppo silenzio, nessuna critica alla campagna elettorale di Beppe Grillo, come se si temesse di cadere dal lato di Renzi. Ma noi dovremmo avere un'opinione nostra sull'argomento. Ricapitoliamo. Beppe Grillo è con i forconi e con i poliziotti che si tolgono i caschi. E anche con i secessionisti veneti. In Veneto, ha scritto sul suo blog, si stanno facendo le prove generali per la secessione sotto gli occhi stupiti di giornalisti post-datati e di storici da strapazzo. Dopo gli scontri a Roma in aprile, protagonisti i movimenti per la casa, Grillo era invece con loro e contro i poliziotti. Nell'ultima uscita a Torino ha detto che i poliziotti sono con noi. Grillo è per vivisezionare Dudu, il cane di Berlusconi, e poi si corregge: da vivisezionare è Berlusconi. Grillo si proclama oltre Hitler e poi chiarisce, come Charlie Chaplin nel film Il grande dittatore. Renzi è un ebetino che ha dato linguate al culone di Angela Merkel, scrive Grillo. Berlusconi è una salma. Quello attuale è un governo delle laide intese. Su Lampedusa Grillo a suo tempo scrive: ma se per queste persone il viaggio sui barconi è l'unica possibilità di sperare, io credo che la loro morte in mare debba essere per l'Europa motivo di vergogna. Poi invece rilancia il post di un affiliato che dice: questa gente va educatamente rispedita a casa sua, non hanno alcun motivo per venire da noi. Insomma, c'è un Grillo per tutti e noi, sinistra, lista Tsipras, Manifesto, dovremmo smetterla di avere il timore di criticare Grillo, o comunque di dire la nostra sulla campagna elettorale di Grillo, scrive il Manifesto. Poi c'è Giuliano Pisapia che in prima pagina sul Manifesto risponde a Guido Viale sull'Expo. L'Expo sarà verde e sostenibile, assicura il sindaco di Milano, mentre il Manifesto dedica 2 pagine all'euroscetticismo nelle urne. Regno Unito oggi al voto. Regno Unito e Olanda, dove il vento dell'euroscetticismo soffia forte, sono i primi 2 paesi a votare oggi per il rinnovo del Parlamento europeo. Oltre Manica, Nigel Farage, leader dello UK Independence Party, si prende la scena, ma gli ultimi sondaggi disegnano 2 scenari. Il primo che vede il Labour, primo partito, seguito dai conservatori, con gli euroscettici di UKIP al terzo posto. Il secondo invece dà Farage in testa. Fra meno di un anno ci saranno le elezioni politiche. Questo è l'appuntamento che scalda conservatori e laburisti. E rimanendo alle prime pagine vediamo anche l'Unità, che dopo l'intervista al ministro dell'economia ieri, oggi apre con un'altra intervista, quella al candidato alla guida della Commissione europea per i socialisti, il Partito Socialista Europeo, Martin Schulz, presidente uscente del Parlamento Europeo. La sinistra cambierà l'Europa, dice Schulz, intervistato dall'Unità. Anch'io deluso da quest'Unione Europea. Ora puntiamo sul lavoro, così battiamo i populisti. Intanto Renzi dice agli elettori: convincete a scegliere la speranza. Grillo scatenato, faremo i tribunali del popolo. A centro pagina la questione dei bimbi discriminati, bufera sui grillini, la storia di Zingaretti, governatore del Lazio, del presidente dell'Anci Passino, della CGIL, delle associazioni, tutte contro il povero sindaco grillino di Pomezia Fucci, che dice per avere il dolce alle mense scolastiche 40 centesimi in più. Questione ridicola. E poi c'è ancora in prima pagina sull'Unità il comunicato dell'azienda sulla crisi all'Unità. In relazione alla grave crisi che investe il quotidiano L'Unità, è stato convocato per oggi il consiglio di amministrazione della NIE, che è l'editore dell'Unità, per fissare la data di svolgimento di un'assemblea che sciolga i nodi che riguardano il futuro del giornale, dopo che la precedente assemblea è stata rinviata su richiesta di alcuni soci per esplorare le soluzioni. Non c'è volontà di prolungare l'attuale situazione di incertezza, scrive
la NIE, cioè la nuova iniziativa editoriale che è l'editore dell'Unità. Al contrario, è assolutamente indispensabile una franca discussione tra tutti i soggetti, bla bla bla. Risponde il comitato di redazione, senza stipendio e senza risposte, ma determinati a proseguire la lotta per salvare il nostro giornale e salvaguardare i nostri posti di lavoro. L'Unità vive grazie a coloro che ci lavorano, nonostante un'azienda, cioè l'editore, inesistente. I giornalisti dell'Unità proseguono lo sciopero delle firme e sono a fianco dei poligrafici nella loro giornata di lotta. Sabato prossimo terremo una conferenza stampa a Roma alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per fare il punto sulla nostra battaglia, annuncia il comitato di redazione dell'Unità. C'è un'altra testata che è con gente senza stipendi, ma se ne sta zitta, buonina, tranquilla e calma, salvo raccontare la storia in futuro. Comunque lasciamo l'Unità e andiamo ad Avvenire, una testata che conoscete, mica tanto lontana. Comunque Avvenire in prima pagina apre con la storia di Meriam in catene perché cristiana in paese musulmano e i bimbi soffrono, il drammatico racconto del marito della donna dal Sudan. Incarcerata e condannata a morte perché ha rifiutato di abiurare la fede cristiana, la donna è già simbolo di una mobilitazione mondiale, scrive Paolo Altieri all'argomento di apertura del quotidiano cattolico. Il vero affare è invece il titolo dell'editoriale di Avvenire, firmato dal professor Vittorio Parsi, sulle mosse di Putin, i calcoli della Cina e il patto del gas tra Russia e Cina che fa tremare Europa e Stati Uniti, forniture per 400 e passa miliardi di dollari, un affarone in termini non solo economici ed energetici ma geopolitici. Mentre come si vota lo spiega Avvenire a pagina 8, il quorum, le preferenze, come si vota per l'Europa, per cosa si vota, quando saranno aperti i seggi, come si vota per le regionali e anche per le amministrative, e sempre dalla prima pagina di Avvenire i programmi, cioè cosa promettono i gruppi che si presentano per il Parlamento europeo. E infine c'è l'assicurazione, tramite intervista, del ministro di giustizia Orlando: le carceri adesso sono sotto controllo. Il ministro è a Strasburgo per evitare nuove sanzioni all'Italia. Tutto risolto, dice Orlando, che ha capito qual è il metodo Renzi. Mentre Milano Finanza mette in primo piano un'altra notizia che riguarda il quattrino, via al fondo per le banche in crisi. L'accordo è stato firmato da 26 paesi dell'Unione Europea con le eccezioni di Regno Unito e Svezia. Il fondo per aiutare le banche in crisi sarà alimentato dagli istituti con 55 miliardi in 8 anni. E le banche dove andranno a prendere i soldi? Caro amico e amica all'ascolto, secondo te dove andranno le banche a prendere i soldi da mettere nel fondo per salvare le banche medesime? Il fondo potrà prendere denaro in prestito, ma i costi saranno pagati dal settore finanziario. Così si vogliono evitare i salvataggi degli stati. I salvataggi degli stati sono soldi pubblici, mentre i soldi dei correntisti cosa sono? Invece di versarli allo Stato che poi li gira alle banche, li diamo direttamente alle banche, più logico, più giusto. Poi c'è ancora in primo piano sul Sole 24 Ore però il decreto legge sul rientro dei capitali dall'estero. Il calcolo dei redditi prodotti all'estero dovrebbe essere sostituito da un forfait, cioè tu hai portato all'estero illegalmente dei soldi, facciamo un forfait, dammi X. Facciamo X, tanto per portare a casa qualcosa, dice il governo Renzi che ha cambiato linea. Il provvedimento dovrebbe scattare subito dopo il voto per l'Europa, non prima, perché fare una mossa del genere rischia di non essere forse troppo gradita all'elettorato, scusate, al popolo bue. E quindi meglio farle dopo, le tasse dopo e la furbata per i capitali dopo, per chi ha portato illegalmente i capitali all'estero. Per superare lo stallo che si è determinato in questi mesi sulle procedure di voluntary disclosure, cioè volontariamente l'illegale esportatore di capitali svela le proprie malefatte e riporta il capitale, lo regolarizza. Per superare lo stallo, Palazzo Chigi starebbe lavorando a un decreto legge da varare dopo le elezioni europee, subito dopo. Per definire l'importo dovuto al fisco si potrebbe procedere a un calcolo sintetico basato sul tasso della Banca Centrale Europea per 5 anni o per 8 anni.
Tra le proposte per il miglioramento della legge sul rientro dei capitali c'è la possibilità di prevedere una fase preliminare di contraddittorio in forma anonima tra il consulente dell'esportatore di capitali e l'Agenzia delle Entrate. Il governo ha cambiato linea, il provvedimento dovrebbe scattare dopo il voto. Il Sole 24 Ore si occupa però in prima pagina anche di Confindustria, che propone di rivedere il modello dei contratti a tempo indeterminato. Il presidente Squinzi incontra il ministro Poletti. Sono due, capi di impresa tutte e due, perché il ministro Poletti era il numero uno del mondo delle cooperative, sono un colosso imprenditoriale italiano. Quell'altro, il presidente di Confindustria, va da sé. Il presidente di Confindustria Squinzi ha presentato al ministro del lavoro Poletti le proposte delle imprese per rendere il mercato del lavoro più moderno, scrive il Sole 24 Ore. Per Confindustria occorre ripensare il modello di contratto a tempo indeterminato con più flessibilità, te pareva. Proposto anche un nuovo sistema di ammortizzatori sociali. Stiamo parlando non dei contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato. Sempre poi dal quotidiano di Confindustria, pagina 4, una pagina dedicata al voto, il voto per l'Europa, l'ombra degli euroscettici. Già oggi alle urne Gran Bretagna e Olanda, i partiti anti-UE ai primi posti nei sondaggi. La maggioranza dei 751 deputati che si eleggeranno da qui a domenica saranno popolari e socialisti, ma fa paura il fronte del no. A Londra un uomo solo al comando. Si tratta di Nigel Farage, segretario dello UKIP, il partito indipendentista di Farage, è in testa nei sondaggi, ma deve correre ai ripari dopo una gaffe di Farage sui romeni. A pagina 8 invece del Sole 24 Ore il commento di Gianni Trovati sulla Tasi, i 10 vizi capitali di una tassa nata male, e voltando pagina la Tasi che colpisce le case piccole, perché di tutto il bello, uno dei lati belli di questa nuova tassa è che è meno pesante con le case dei ricchi e più pesante con le case dei poveri, per dirla in maniera un po' volgare. La Tasi colpisce le case piccole, abitazioni principali povere, penalizzate rispetto al 2012, cioè penalizzate rispetto alla IMU di Mario Monti. È un altro assurdo di questa tassa, che chi ha una rendita catastale bassa e una casa modesta paga di più di chi è ricco e ha la casa con rendita catastale superiore. Diamo un'occhiata anche a Italia Oggi. Da segnalare intanto il commento del direttore Pierluigi Magnaschi a pagina 2 sulla questione libica. L'Occidente, che con una guerra sconsiderata e unilaterale ha fatto fuori Gheddafi facendo precipitare la Libia nel caos, adesso, visto il guaio che ha combinato, si sta pentendo e cerca di correre ai ripari. Ma dopo che il dentifricio è uscito dal tubetto, scrive Magnaschi, è difficile rimetterlo dentro. Bisognava pensarci prima. L'avventura libica, la guerra alla Libia, ha sostituito un nugolo di tagliagole a un dittatore, Gheddafi, il quale era stato reso docile nei confronti dell'Occidente dopo il bombardamento di Reagan. Pertanto, mentre Gheddafi poteva essere messo in riga con le buone o con le cattive, non certo con i sermoni di Obama o le isterie nazionalistiche di Sarkozy, è praticamente impossibile adesso far tornare nei ranghi i feroci tagliagole libici e gli estremisti islamici che arrivano come mosche ogni volta che si crea un'area di destabilizzazione nel mondo arabo. Il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, il PD, Andrea Manciulli, in un'intervista a formiche.net, ha riconosciuto che il deserto libico è fuori controllo, dominio incontrastato di bande armate. Su questo punto siamo d'accordo. Poi però, osserva Pierluigi Magnaschi, Manciulli, che è anche presidente della delegazione italiana alla NATO, annuncia la disponibilità della NATO che col suo segretario Rasmussen ha garantito l'impegno a migliorare la sicurezza in Libia. Essendo Rasmussen l'uomo che con i suoi bombardamenti illegali, perché Gheddafi non aveva attaccato alcun paese aderente alla NATO, ha rotto i fragili equilibri libici, è impossibile che possa ristabilirli. Sganciando altri missili? Contro chi? Di ciò si rende conto anche Manciulli, che dice che, anziché usare la NATO, sarebbe piuttosto il caso di mandare un inviato che si occupi della pacificazione per il dialogo, eccetera, eccetera. Ma Manciulli crede che Bengasi sia come Reggio Emilia, dove mandando un pacificatore si può mettere d'accordo la gente.
Non sa il sottosegretario agli esteri del PD che in quest'area è stato fatto fuori anche il plenipotenziario degli Stati Uniti? Ha un'idea di come operano i tagliagole e quanto siano spietati? La soluzione, tragica ma vera, è un altro dittatore come Gheddafi, che è già stato trovato in Egitto e che con il generale Khalifa Haftar si sta trovando in Libia. Ma non ci si poteva pensare prima? Conclude, direi realisticamente, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. A pagina 4, anzi 5 invece di Italia Oggi, troviamo l'analisi, il cameo di Riccardo Ruggeri. A noi non interessano i programmi ma solo i risultati, che riguarda le prossime elezioni europee, a dire il vero. Quando decisi di fare il giornalista, scrivere sui giornali, scrive Ruggeri, scelsi come standard un pezzo di circa 4.000 battute, il cameo appunto, adottando uno stile simile a quello di Hunter Thompson, inventore del gonzo journalism. È il mio 785esimo cameo. Come intervistatore invece volli ispirarmi a quello che considero il più grande, l'amico Stefano Lorenzetto. Per copiarlo feci prove in laboratorio. Insuccesso totale. Scelsi allora una tecnica personale, una sola domanda aperta con premessa incorporata. Alle elezioni politiche del 2013 chiesi di intervistare tutti i candidati alla presidenza del Consiglio, presentando a ciascuno di loro un'unica domanda, preceduta da una premessa, con l'impegno di pubblicare la risposta tale quale. Oscar Giannino e Antonio Ingroia accettarono, Berlusconi e Grillo non risposero, Bersani mi tenne sulla corda e poi non accettò. Usai la stessa tecnica con Carlo Cottarelli, ne uscì un'interessante intervista. A queste elezioni, visti i precedenti rifiuti, ho escluso Berlusconi e Grillo. Ci siamo messi in contatto con lo staff di Renzi, anticipando una domanda. Dopo 20 giorni, nessuna risposta. Come interpretarlo? Una scelta legittima, uno stile casual. La domanda che è stata rivolta a Renzi. Caro Presidente Renzi, la ringrazio di aver accettato questa mia personale modalità di intervistare i leader, facendo una sola domanda con premessa incorporata. Ho capito che qualsiasi domanda le possa fare un giornalista, lei ha in automatico la risposta giusta, come succedeva a me quando praticavo i roadshow aziendali presso gli analisti finanziari. Non me ne abbia, ma questa modalità è un prodotto da banco, come lo sono tutti i piani aziendali o i programmi politici e le conferenze stampa, spesso costruite a tavolino. Ho letto tutte le Leopolde, il suo pensiero mi è chiaro, ho passato la vita a valutare le persone per motivi professionali, il suo profilo psicologico comportamentale mi è chiaro, ho avuto un grande privilegio, per 20 anni non sono stato né berlusconiano né anti, mi avvio baldanzoso all'essere né renziano né anti. Tutto ciò premesso, con i soli prodotti da banco si è una parafarmacia. Non si sfonda nel mercato dell'alta farmacologia e l'Italia è un paese molto malato e lei lo sa. Appartengo alla categoria degli apoti di prezzoliniana memoria, persone alle quali è difficile darla da bere. Noi apoti siamo persone per bene, semplici, legati alla terra o all'officina, di poche parole. A noi non interessano né il passato, secondo lei orrendo, né gli scenari futuri, secondo noi velleitari, men che meno i cronogrammi. Ci interessano solo i risultati e del processo decisionale ci interessa solo l'execution, cioè la messa in pratica, e non certo gli obiettivi fantasmagorici. Le faccio l'esempio più banale. Una delle sue slide più divertenti era quella delle auto blu, però lei ha glissato sull'unico aspetto che avrebbe fatto la differenza. Ovviamente occorre licenziare anche gli autisti blu, quello è il vero risparmio. Non lo ha detto, glielo ha fatto notare perfino uno come Juncker. Lei ha scelto la medicina generale, noi pensiamo di aver bisogno di un chirurgo di guerra. Lei si ispira a Obama, noi alla signora Thatcher. Questa era la domanda. Risposta. Risposta niente, perché Renzi non ha risposto. Caro Presidente, volevo offrirle l'opportunità, scrive a questo punto Riccardo Ruggeri, dopo la non risposta di Renzi, volevo offrirle l'opportunità di spiegare a noi apoti certi aspetti della sua politica. Peccato, non è stato possibile, lei non ha risposto. Renzi. Ci sono nel suo modo di porsi e di far politica, glielo confesso, atteggiamenti che noi apoti, cioè quelli che non se la bevono, non comprendiamo. Un esempio.
Il suo modo di ragionare binario: o sei con me o contro di me, o accetti la mia verità oppure sei un gufo o uno sciacallo. Questo approccio non fa parte della cultura democratica nella quale noi siamo vissuti. È un mondo in bianco e nero che non ci appartiene. Per noi liberali veri, politica significa trovare da parte del leader la tonalità di grigio che più si adatta al contesto e al momento storico. Come ex manager mi permetto poi di dirle, conclude Riccardo Ruggeri, che lei sta confondendo velocità con fretta. La prima porta non sempre al successo, la seconda sempre al fallimento. Come uomo di comunicazione le faccio osservare che il battibecco con Floris ha cambiato verso alla sua immagine. L'arroganza dell'azionista verso un suo dipendente non è gradita, perfino io mi sono identificato con lui. Forse Floris ha avuto una serata di esaltazione, ma non tutti i conduttori sono tappetini come fu per Letterman con Obama. Mi consenta un suggerimento, scrive Ruggeri, dopo le elezioni rifletta su questi primi 80 giorni, li ripercorra. Comunque, auguri a lei e ai suoi elettori. A pagina 7 invece abbiamo su Italia Oggi l'intervista di Goffredo Pistelli a David Allegranti, giornalista del Corriere Fiorentino e autore della biografia Matteo Renzi, il rottamatore, edita da Vallecchi. Renzi non può fare il tacabanda, titola Italia Oggi. Il Premier è un ruolo che esige grandi collaboratori. Renzi lancia raffiche di riforme perché ha in testa uno schema di comunicazione basato sull'ottimismo e che spera sulla tradizionale poca memoria degli italiani. Il ritorno di Giuliano da Empoli, collaboratore che era finito a Parigi, dimostra che Renzi ha capito che non può avvalersi solo di amici fidati, ma anche di persone di livello. Comunque bello lo schema, l'ottimismo e soprattutto un premier che confida nella scarsa memoria degli italiani. A pagina 8 invece abbiamo l'articolo di Vittorio Messori sulla parabola di Grillo, che non è nuova, è sempre la stessa, i movimenti sono fuochi che si esauriscono subito o diventano partiti, così Vittorio Messori analizza un movimento che ha preso il nome di un albergo, 5 Stelle. E a pagina 11 di Italia Oggi 2 articoli sulla Tasi, l'opposto di un buon tributo, scrive Marco Bertoncini. La Tasi, che è una delle parti essenziali della nuova tassa sugli immobili e i terreni, è la peggiore espressione di inciviltà fiscale mai raggiunta. È l'opposto di un buon tributo. Il buon tributo deve essere semplice, chiaro, facilmente applicabile, moderato nell'estorsione, e invece la Tasi no. E l'altro articolo sulla Tasi è firmato da Serena Ganacavallo. Tasi, non acronimo di tassa sui servizi indivisibili, ma di Tasi e paga. Infatti i comuni ne indicheranno l'aliquota soltanto dopo le elezioni. La Tasi è la sorellina della Tari, tutte e due formano la Trise che sostituisce la Tares e diventa IUC per essere completi. Infine a pagina 14 da segnalare il pezzo di Tino Oldani, nonostante le ribellioni filorusse si vota anche in Ucraina e nei sondaggi vince il re del cioccolato, non Yulia Timoshenko, sconfitta. E poi l'articolo di Pierpaolo Albricci sulla Libia, un'intervista al generale Carlo Jean, bombardamento statunitense continuo in Libia, prima l'hanno fatto in proprio per abbattere Gheddafi, ora lo fanno tramite il generale Haftar. Washington deve stabilizzare la sua destabilizzazione, perché la Libia fu destabilizzata dalla guerra di Obama, Sarkozy e compagnia bella. Con ciò noi chiudiamo, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha.